Benvenuti, oggi una puntata speciale. Vi avviso, mettetevi comodi perché è una di quelle puntate da ascoltare bene, parola per parola, dove vi porteremo in un mondo che tutti vediamo, tutti sappiamo che esiste, ma in pochi sono entrati come ci è stato concesso di fare. Per questo ovviamente ringraziamo fin da subito l'ufficio stampa dell'Esercito Italiano, che ci ha permesso di fare delle interviste agli uomini in divisa, le persone che hanno deciso volontariamente di entrare nelle forze armate italiane e di dedicare la loro vita a quel genere di lavoro. Qual è questo genere di lavoro? Ecco, questa penso sia la prima domanda che in ognuno di noi mette interrogativi difficilmente colmabili. Certo, ci sono i film, ci sono i romanzi, ci sono i racconti, c'è la grande narrativa di guerra, ma oggi fortunatamente questo genere di ambientazioni non ci sono, almeno non ci sono come ce le racconta il Novecento. Allora, cosa fanno i soldati? Perché decidono di arruolarsi? Che vita portano? Che spazio c'è dentro le divise per il cosiddetto fattore umano, per quella tecnologia che nessun software può creare, soltanto una sensibilità particolare, soltanto un addestramento? Quali sono i cardini di questa vita? Ecco, noi non so se siamo riusciti a esaurire l'argomento, credo di no. Però sicuramente vi portiamo delle testimonianze che sono state significative, un po' perché sono singole vite di singole persone in corso d'opera e quindi li incontriamo mentre stanno ancora facendo questo lavoro e non c'è, diciamo, quel senno del poi generalizzato che a volte caratterizza le testimonianze che invece vengono fatte ex post. E ve le faremo sentire in un contesto che abbiamo, grazie sempre alle Forze Armate, siamo riusciti a rendere il più informale possibile. Sentirete la mia voce e anche qui la chiacchierata, se vi sembrerà informale, se ci daremo del tu, se ci chiameremo Marco, Federico, Alice, Stefano, Giovanni, ecco, non sarà così un tentativo di fare i piacioni, un tentativo di fare operazioni simpatia, ma è nato proprio perché a noi più di tutto interessavano le persone dentro le divise e insieme alle loro storie credo che sia emersa almeno una parte di quella realtà che poco conosciamo ma che è molto importante nella vita di tutti noi, nella gestione delle emergenze, nelle proiezioni internazionali dell'Italia. Tutto questo, diciamo, è quello che state per sentire e non mi resta che dirvi buon ascolto. Iniziamo proprio senza fare preamboli, senza fare niente. Allora, io dico al pubblico che ci ascolta che noi cercheremo di dimenticarci di voi, cioè, dovrà sembrare il più possibile una conversazione. Certo che non è facile perché una conversazione normale io di solito non pianto il microfono di fronte alle persone, in questo caso a Federico che è, vediamo se ho imparato, allora, 2 stelle, è un tenente degli alpini. Esatto, sono un tenente artiglieria da montagna, quindi faccio parte delle truppe alpine e presto servizio a Fossano al primo reggimento artiglieria da montagna. Bello che io non dico il cognome così, insomma, potevi stare un po' nell'anonimato, ma hai già dato, allora Federico Conti, lo diciamo, che male non fa, esatto. Senti Federico, allora è una scelta quella di fare il militare che da quando c'è la Naia è per l'appunto una scelta. Esatto, perché è servizio volontario e quindi sì, assolutamente tutti quelli che intraprendono questa professione ovviamente lo scelgono come l'ho scelto io. Ed è una cosa, no, che rispetto ad altre che sono raccontate tanto, perché carabinieri, polizia, guardie di finanza, c'è stata anche una fiction sui forestali. Sì. Quindi la vita e le motivazioni di queste persone, bene o male, sono nell'immaginario comune. Militari sono un oggetto misterioso nella società, cioè che cosa fate tutto il giorno? Descrivimi la tua giornata tipo da tenente di artiglieria. Beh, io ti svegli alle? Mi sveglio alle 6:15 perché ecco, ma si vive tutti assieme in caserma? No, io vivo a casa mia a Torino. Questa è già una notizia, Sì, beh, gigantesca, perché tutti immaginiamo Full Metal Jacket. Invece no, assolutamente. Nella normalità, nella quotidianità, diciamo in Italia, ovviamente c'è il personale che vive in caserma, ma
la stragrande maggioranza delle persone vive a casa propria, che può essere più o meno vicina a seconda della volontà di ognuno. Io faccio il pendolare da Torino, quindi ho il treno tutte le mattine alle 6:30 per essere poi in caserma pronti a iniziare l'attività alle 8 meno. Ma tutte le mattine c'è tipo una cerimonia all'alzabandiera? Abbiamo tutte le mattine alle 8 l'alzabandiera, quindi insomma 8 meno 10 più o meno siamo tutti pronti, schierati per effettuare l'alzabandiera. Finito l'alzabandiera iniziano le attività quotidiane. Io nel mio specifico... Giornata tipo, proprio quella che poi uno torna a casa e dice come è andata oggi, ma niente di speciale. Quindi un sacco di problemi da risolvere la giornata tipo. Sostanzialmente io mi occupo fondamentalmente di logistica, quindi tutto quello che riguarda ad esempio movimentazione di mezzi, persone, trasporto, organizzativo, sì. Chi va dove esatto, chi va dove, organizzargli come deve andare, dove deve mangiare, dove deve dormire. È complicato anche perché insomma in una situazione di, come dappertutto, ristrettezza economica, devi cercare di risparmiare dove puoi. E poi si lamentano tutti, no? Sempre, cioè siamo italiani, quindi ci lamentiamo tutti. Con l'organizzativo con chi le organizza le cose. Quindi sì, il difficile è cercare di incastrare un po' tutte le attività, però è anche poi bello e ti dà soddisfazione quando a fine giornata dici vabbè, tutti i problemi sono stati risolti e lì riprendi il treno, torni a casa dalla tua famiglia e insomma cerchi di staccare un attimo il pensiero da tutti i problemi, che non è sempre facile perché magari invece che finire all'orario prestabilito finisci un'ora, due dopo, certo. Magari in treno stai ancora un'ora al telefono, certo, a cercare di risolvere le ultime beghe. Siamo proprio nella normalità, no? Sì. Della giornata tipo. Raccontaci un problema normale, cioè cosa spostare dal punto A al punto B in un giorno normale. Solitamente o persone, perché devi prestare, perché magari c'è l'artigliere X che deve andare a fare un servizio, magari noi siamo a Fossano, non lo so, a Torino anche solo, che comunque sì, è vicino, sono 70 km, ma lo devi portare e magari non hai il mezzo, non hai chi guida il mezzo, quindi quello può essere un problema. Oppure più grosso, quando devi spostare cose, quindi che sia un pezzo di artiglieria oppure un mezzo magari che è inefficiente e quindi lo devi trasportare, piuttosto che trasportare armi, munizioni che hanno bisogno poi di tutta una determinata tipologia di scorta, di movimentazione diversa, e quindi lì devi trovare più mezzi, più persone, capire che itinerari fare, capire dove far mangiare appunto le persone, insomma. Era per avere proprio un'idea, no? Già adesso abbiamo... Io poi faccio questo, poi ci sono ovviamente persone che fanno... Con questo scorcio abbiamo già stravolto l'idea della persona media, perché io per primo vi immaginavo tutti in caserma, a sveglia con il sergente che entra, con il sergente Hartman, non è così. No. Poi c'è tutta la parte ovviamente di addestramento che coinvolge anche il sottoscritto, addestramento fisico, addestramento alle armi, come in qualsiasi soldato. L'impatto con l'addestramento, tu hai, dopo raccontiamo magari anche il tuo percorso, però tu diciamo negli alpini entri, che avevi quanti anni? Circa 2 anni fa, quindi 34 anni. 34 anni e c'è un altro addestramento rispetto a quello che avevi fatto prima, no? Sì, vabbè, io ho fatto... Entrando nelle truppe alpine c'è un addestramento, essendo truppe di montagna che vivono in montagna e operano in montagna, fai tutto un addestramento specifico, quindi che sia dalla movimentazione con gli sci all'arrampicata, a quindi riuscire a poter vivere e muovere in montagna, ovviamente, perché poi anche quando in ottica di impiego all'estero, solitamente le truppe alpine sono impiegate in scenari, diciamo, di montagna, dove comunque c'è la possibilità di dover muovere in montagna, e ovviamente anche le nostre dotazioni, i nostri mezzi sono adeguati a questo tipo di ma il tuo impatto con l'addestramento, no? L'addestramento alpino è stato un impatto quanto appagante, quanto stressante? Dimmi, non lo so, il momento più bello in cui hai detto cavoli, ma che bello, lo sto facendo davvero, è il momento che ho detto no, davvero. Ma guarda, bello sono tanti. A me piace la montagna, vabbè, io sono di Torino, quindi sono nato e cresciuto vicino alle montagne, e quindi fare ad esempio un corso sci
che non è da intendersi il classico corso sci solo di esatto, si fa sci di discesa, sci alpinistica, quindi con le pelli di foca a salire, si fanno notti fuori da dormire in tenda, così, quindi per me è un ricordo bellissimo. Certo, pesante, io mi ricordo le notti da dormire nella neve a -10, insomma, ogni tanto ti guardi con quello che dorme con te e ti dice ma che ci facciamo qua? E poi ti fai una risata quindi secondo me ricordi belli tanti. Corso di arrampicata anche, io non avevo mai fatto arrampicata in vita mia. Mentre il momento che durante l'addestramento hai detto no, fermi tutti, cioè cosa sta succedendo? Bah, guarda, così non mi è mai successo. Ti vengono dei momenti un attimo di stanchezza più che fisica, magari mentale, perché dopo tanti giorni che sei fuori, sei in addestramento così, ovviamente anche la mente magari pesa, nel senso, certo. Però alla fine se lo fai con passione ti riesci a buttare giù anche qualche boccone un po' più amaro, qualche rospo che ti rimane lì e riesci a farle le cose. Anche tutto quello che devi fare prima per entrare è pesante, quindi se lo fai secondo me con la giusta passione, con la giusta voglia, è vero che le attività sono tante, sono pesanti, ma si possono superare, le hanno superate tutti e si possono fare. La tua passione, mi dicevi prima fuori onda, è nata fin da piccolo, no? Perché a 10 anni succede una cosa molto bella che mi piacerebbe raccontassi tu. Sì, a 10 anni purtroppo è mancato mio nonno, che aveva prestato servizio tanti anni fa negli Alpini, lui era nella fanteria alpina, e ha voluto regalarmi il suo cappello alpino, che io conservo ancora oggi in camera mia. Mio nonno si chiamava Luigi, che infatti è il mio secondo nome, e quindi a me è rimasta questa cosa dentro probabilmente da allora, e io come sogno ho sempre avuto quello di entrare nelle truppe alpine, e insomma, non giovanissimo, anche se un po' più in là con gli anni, sono riuscito a realizzare questo sogno. Che ha fatto la ritirata di Russia. Ha fatto la seconda guerra mondiale, quindi insomma ne ha vissute sicuramente di esperienze anche ben più gravose di quelle che sto vivendo io, e quindi questo per me, almeno personalmente, è anche uno stimolo nelle piccole difficoltà che mi trovo a dover affrontare, ad andare avanti. Penso, cavolo, i nostri nonni, bisnonni veramente hanno vissuto le guerre, hanno vissuto insomma cose molto molto dure da mandare giù, e lui è tornato a piedi dalla Russia, quindi insomma sicuramente un po' più pesante di dormire non 2 notti in tenda ad Aosta e dintorni. Dove se succede qualcosa comunque c'è un dispositivo logistico. Esatto, quindi organizzato da qualcuno come me che ti dovrebbe portare in salvo, anzi che ti porta in salvo. Quindi insomma questa storia di famiglia, che però attenzione, mi sembra aver capito, non è una storia proprio univoca, cioè c'è questo nonno, però ci sono i genitori che sono sicuramente orgogliosi, contenti di questa tua scelta, forse lo sono più adesso che questa scelta si è realizzata rispetto a quando un giorno hai detto mamma, faccio il concorso per la Marina. Esatto. Com'è andata quel giorno lì? Sì, perché i miei genitori, avendo lavorato per tutta la vita in ambito universitario come professori universitari, speravano che io intraprendessi la carriera universitaria per poi trovare la mia strada. E io ho provato a seguire, diciamo, queste loro indicazioni, fino a tanto che questa mia passione poi per le forze armate, diciamo in generale, è venuta fuori, e io ho voluto lasciare la carriera universitaria per intraprendere quella delle forze armate. Quindi ho fatto il concorso in Marina. Come hai fatto a tornare a casa? Lo sapeva prima? Lo sapeva, sì, perché... E come gliel'hai detto? Cioè, mamma, dobbiamo parlare di una roba. Sì, gliel'ho detto, io voglio realizzare quello che mi sento veramente di fare, cioè... L'hai detto a tutti e due nello stesso momento? No, l'ho detto prima uno e poi all'altro. Prima la mamma? Prima la mamma, poi il papà. Prima addolciamo la cosa. Poi... Sì. E quindi poi ho fatto il mio... E come l'hanno presa, se si può dire, Ma lì per lì, perché adesso sarà solo che contenti. No, adesso sono orgogliosi, contenti, assolutamente, anche se ogni tanto me lo rinfacciano ancora, che non ho finito tutti il percorso. La storia di tutte le famiglie. Chiaro, però sì, subito sul momento sono rimasti un po' così, però loro anche in fondo al
loro cuore lo sapevano che io prima o dopo ci avrei provato a farlo. C'è un po' di rassegnazione, cioè, tanto fermarlo non riusciamo. No, voglio dire. Poi in Marino non è che andavi. Sì, non è che sono andato chissà dove. Esatto, quindi ho fatto il mio percorso in Marina. E qui guarda che è stranissimo, cioè tu vai in Marina per andare negli altri. Sì, perché questo percorso mio l'ho studiato, come ci dicevamo prima fuori onda, un po' a tavolino, nel senso fare questo percorso in Marina di circa 3 anni e poi poter accedere a questo concorso per entrare invece nell'esercito, e poi per fortuna sono riuscito a entrare nelle truppe alpine, che era la ciliegina sulla torta per quanto mi riguarda di tutto questo iter. E quindi io ho fatto i miei circa 3 anni di servizio, ero in capitaneria di porto all'isola d'Elba, quindi un posto anche molto bello, ho un ricordo molto bello. Potevi stare tutta la vita all'isola d'Elba in capitaneria di porto, ho detto, ma perché non andare a dormire ad Aosta a meno 10? Perché quando uno ce l'ha dentro, niente, me lo chiedono tutti ancora a distanza di anni, ma perché non sei rimasto lì che c'è il mare, si sta bene? Ma io dovevo tornare e sono contento di essere tornato e non farei cambio con nient'altro, perché questa è la vita che mi piace, assolutamente sì. Tu hai ovviamente a che fare con tantissime storie, no? E tu hai una fortissima motivazione, tu sai esattamente da dove vieni, dove stai andando. Sì. Quanto è importante questa cosa e quanto magari hai visto anche, non so se vi chiamate colleghi tra voi, che magari non ce l'avevano ed è per questo che hanno rinunciato a un addestramento, insomma. La motivazione secondo me vale tanto, non dico tutto ma tanto. Io ho visto ragazzi entrare con me in Accademia Navale a Livorno e dopo 10 ore andare via perché non gli stava bene che ci si dovesse fare la barba pelo contro pelo tutte le mattine, piuttosto che dormire con le finestre aperte a gennaio. E queste cose però servono, perché se poi devi fare il marinaio serve che tu sia temprato, no? Ma poi servono per diciamo darti una forma mentale, nel senso magari una cosa subito tu non la capisci, però se un tuo superiore ti dà un ordine, ti dice devi fare una cosa così, fatta in questo modo, tu intanto la esegui, magari sul momento non la capisci, magari la capisci dopo un giorno, un mese, o magari puoi andare a chiederglielo, perché voglio dire, io sono ufficiale, quindi ho delle persone sotto di me a cui devo dare degli ordini, magari in quel momento la persona non lo capisce l'ordine, però intanto lo esegue, poi può venire a chiedere spiegazioni, io in primis te le posso dare le spiegazioni, magari non sul momento, perché sul momento magari c'è bisogno che tu quella cosa la faccia subito e in fretta. Poi siamo persone, non siamo robot, siamo tutti disponibili a parlare. Il rapporto per fortuna umano, e probabilmente rispetto anche tanti anni fa, come era l'esercito tanti anni fa, è cambiato, quindi c'è un approccio molto più umano anche tra persone tra gradi diversi. Però quindi la motivazione, ritornando a quello che diciamo prima, è importantissima. È chiaro che non basta un ordine a fare una cosa fatta bene, devi anche inquadrarlo. Esatto. Poi io ho visto anche tanta gente che lo fa tra virgolette per provo. Provi quanto duri. Poco, l'abbiamo detto prima, perché voglio dire, se io parlo con una persona X, mi dice ma tu cosa ci facevi a dormire dentro una buca nella neve, c'avevi il rifugio a 100 metri, c'avevi l'isola d'Elba. C'avevi l'isola d'Elba, c'avevi anche l'isola d'Elba, dove potevi dormire in spiaggia. Esatto. Poi capitaneria di porto, te lo devo spiegare, insomma. Fascino della divisa, l'isola d'Elba, ad Aosta, è un po' meno, con tutto il rispetto per il ad Aosta. Assolutamente. Però, quindi sì, secondo me motivazioni, anche il fatto di, adesso a prescindere dalla forza armata, secondo me proprio il fatto di poter dare qualcosa per non solo per te stesso, ma per la popolazione, diciamo, che sia in Italia, che sia all'estero, secondo me è una cosa che spinge un po' tutti quelli che fanno questa tipologia di lavoro, perché io ti parlo di noi alpini, siamo molto impiegati anche sul territorio nazionale a favore di tutte le attività che fa la protezione civile,
strade sicure, Sì, quindi nelle stazioni tutti i siti un po' più Tu l'hai sensibili. fatto strade sicure? Io non l'ho ancora fatto, forse lo Anche perché farò sennò a chi lo breve. organizza? Tra l'altro. Se ti mandano a te, poi... E poi vabbè, in tutte quelle che sono gli impieghi all'estero, dove vai, cioè, il nostro impiego è quello di supportare le popolazioni. Certo. Sappiamo benissimo che le nostre sono tutte operazioni di pace, Certo. a supporto della popolazione, per cercare di dare un po' di conforto alle popolazioni. Io però volevo chiederti una cosa della vita normale, Dimmi. no? Perché tu ci hai spiegato che di fatto sei un lavoratore, che il lavoratore in divisa ma un lavoratore. Certo. Non è troppo diversa dalla mia giornata, perché anche io prendo il treno un po' dopo, perché non devo fare alzabandiera strani, però vabbè. Ecco, come ti rapporti poi, non lo so, agli amici che non sono soldati, alle ragazze che non sono soldate, che quando devi dire, che lavoro fai Federico? Sono militare. Sì. Che reazione c'è di solito? La reazione è quella che mi dicevi tu prima, ma quindi cosa fai tutto il giorno? Vabbè, questa è già buona, ti fanno una domanda. Sì, per tanti che non conoscono la nostra realtà, noi siamo chiusi dentro 4 mura, sì, a correre, fare due flessioni e finita ogni tanto lì. andate in Sardegna a fare le manovre. Esatto, ogni tanto vai a fare qualche cosa in giro, però sì, nell'immaginario comune tu vedi, i militari sono poco visti, perché ha tolto adesso questo impiego che vabbè c'è già da diversi anni di strade sicure, quindi ci ha dato un po' di visibilità. I militari li vedi quando c'è l'alluvione e allora vengono a dare una mano, insomma, solitamente calamità naturali, allora siamo poi i primi ad essere impiegati, insieme ovviamente alla protezione civile, perché loro fanno un lavoro importantissimo in questo punto di vista. Però appunto anche i miei amici che conosco da 30 anni mi chiedono: ma quindi che cosa fai? Oppure qual è l'idea più sbagliata che hai sentito oltre a questa? Cioè il pensiero più... Questo, che noi stiamo lì in caserma a fare non si sa bene che cosa, mentre invece di attività di addestramento, perché poi se devi andare a fare strade sicure o devi andare all'estero devi essere addestrato, non è che ti svegli una mattina, parti e vai, cioè, ovviamente devi avere coscienza di quello che vai a fare, e ci sono tutte queste problematiche che per mantenere un reggimento diciamo efficiente devi fare un sacco di attività. Quindi tu ti sei diciamo arruolato in artiglieria, l'hai scelto tu? Artiglieria mi è stata diciamo data come arma dall'amministrazione, poi si fidano, ti hanno dato un cannone, insomma, è affidabile, ma speriamo che non ci spari addosso. E poi io ho fatto richiesta di entrare in artiglieria da montagna, appunto, che è la specialità delle truppe alpine. Quindi appunto quello diciamo prima di coronare poi il sogno di poter indossare la penna sul cappello. Quella cosa lì, cioè quando l'artiglieria da montagna, che quando la maneggi, cosa pensi? Cioè, perché da una parte io credo, poi dimmi se sbaglio, però da una parte c'è, non dico il gioco, però non stai sparando davvero a qualcuno, no? No, qualcuno ovviamente io credo che ci sia, cioè uno si diverte a sparare con un cannone in montagna, secondo me, lo dico io, se tu non lo puoi dire lo dico io, ma oltre a questo, che emozione è? Comunque è un cannone. Certo, è una roba grossa, c'è una responsabilità gigantesca. È una cosa che ti fa, non dico venire i brividi tutte le volte che lo usi, ma quasi, anche perché non tutti i giorni vai a sparare realmente. Noi in caserma ci addestriamo, si dice in bianco, quindi senza sparare realmente colpi, fai tutte le manovre che dovresti fare, perché comunque è pericoloso. Certo. È pericoloso, primo perché se non spari dove devi sparare chissà cosa vai a colpire, secondo perché sono comunque armi di una certa stazza e che quindi se non sai come metterci mano rischi di farti diciamo veramente male. Se va bene ti fai male, se va un po' meno bene ci puoi lasciare le cuoia. Quindi diciamo che c'è tutta una parte appunto di addestramento e poi quando vai a sparare sicuramente è una scarica di adrenalina molto forte, che però ti dà quel qualcosa in più per riuscire a farlo bene, perché poi fortunatamente tutte queste operazioni, questi addestramenti che facciamo vanno bene, perché comunque gli insegnamenti ci sono e le persone poi quando sono lì che devono lavorare la testa ce la mettono. Giustamente siamo un esercito di professionisti oggi d'oggi, perché tutti volontari come dicevamo, quindi
il maneggio di di qualsiasi arma, dalla pistola a salire, è importante, perché è un attimo farsi veramente male. Certo, con delle armi del genere il rischio aumenta ancora di più, e quindi è bello indubbiamente per uno che fa questo mestiere, è bello. E certo che insomma ci devi mettere la testa, perché insomma, stai sparando giustamente con un'arma discretamente importante. Sì. Senti, per chiudere, io ti chiedo un augurio per te e per l'Italia per il futuro. Guarda, per proprio una roba, vai a ruota libera, cioè per te e per l'Italia. Ma per me personalmente, io porta bene, a Radio Padania porta bene. Se tu dici vincere 2 miliardi di euro, domani allora vado a comprare il gratta e vinci subito. Lo trovi qua. Per me, guarda, io il sogno più grosso l'ho realizzato mettendo questa divisa, quindi spero di poter continuare a fare quello che sto facendo con la passione che ho adesso. L'augurio che mi faccio è di non perdere mai la passione che ho, perché è quello che, come diciamo, porta avanti secondo me tutto. E per l'Italia è ritrovare un po' di serenità, di compattezza, e per quanto riguarda anche le forze armate, come tutti, anche un po' di serenità, diciamo, economica, perché ristrettezze economiche ce le abbiamo tutti, ce le abbiamo anche noi nel nostro lavoro, che siamo sempre con l'acqua alla gola. E quindi l'augurio che faccio è serenità in tutti i campi, anche da quel punto di vista, e che l'impiego nostro sia sempre a favore di chi ha bisogno, ma ovviamente sperando che non ci sia mai bisogno di entrare, diciamo, come esercito vero e proprio in situazioni. Io però questa domanda non te la volevo fare, però se tu lo dici io te la devo fare. Dimmi. L'ultima tua cosa che hai detto è una cosa inimmaginabile, perché è una roba dei film. Sì. Le ultime battaglie dell'esercito italiano sono state, mi sembra, Checkpoint Pasta, Fallujah, ma sono comunque rispetto, insomma, a mezz'ora di El Alamein un episodio. Certo. Però è comunque il vostro mestiere. lavoro, il vostro mestiere. Io non ti chiedo domande stupide che sono stupide, ti chiedo solo, ma ci pensi mai e in che termini ci pensi a questa remotissima eventualità? Chiaro, inimmaginabile. Ci pensi ovviamente, non è un pensiero fisso, perché non abbiamo il sentore che da un giorno all'altro possa scoppiare. L'Austria e l'Ungheria che non si sono no, è chiaro che la possibilità, pur remota, come dicevi giustamente tu, c'è sempre, perché non sappiamo cosa potrà succedere. E ci pensi nella maniera in cui questo pensiero ti dà anche quel qualcosa in più per essere sempre addestrato. Il tuo livello di approntamento e di addestramento deve sempre essere abbastanza alto da poter dire: domani, facendo i dovuti scongiuri, le dovute corna, dovesse scoppiare un conflitto, ok, so che cosa fare, con chi deve fare che cosa, e quindi non ti trovi che cadi dal pero e non sai dove andare. Però un'eventualità che al momento veramente pare, si spera che sia assolutamente remota, sperando che le nostre non siano le ultime parole famose, però dei gufi incredibili, colpa nostra. Esatto. Poi Radio Padania, colpa nostra, sì, sempre. Va bene, Federico, un abbraccio, un saluto e grazie intanto di questa testimonianza. Ringrazio te e buona artiglieria. Grazie mille. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+, dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a
spot@radiopadania.net. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Ehi, ho trovato qualcosa. Una macchina fotografica. Una Polaroid maledetta. A volte giustifichiamo una tragedia con delle leggende metropolitane. Solo che questa è realtà. Dai produttori di It, The Ring e Final Destination. Correte! Apri la porta! Polaroid, dal 6 giugno al cinema. Il 6 giugno scopriremo il film più divertente dell'estate. Il miglior veterinario in tutto il circondario è specializzato in disturbi del comportamento. Ma io non ho disturbi del comportamento. Dai creatori dei Minions e con la voce di Alessandro Cattelan. Sì, anch'io sto bene. È la mia umana che è matta. Pets 2 Vita da animali, dal 6 giugno al cinema. Tratto da un'indimenticabile storia vera. Ci sono momenti in cui lo guardo, questo ragazzo che ho cresciuto, che credevo di conoscere profondamente, e mi domando chi sia. Steve Carell, Timothée Chalamet. Ho ancora una famiglia. Voglio che siano fieri di me. Beautiful Boy, dal 13 giugno al cinema. X-Men Dark Phoenix, dal 6 giugno al cinema. Qualcosa sta cambiando in me. Ogni eroe ha un lato oscuro. Quando perdo il controllo, capitano cose brutte. Quest'estate scegli da che parte stare. Vuoi minacciarmi? Esatto. Sarebbe una pessima idea. X-Men Dark Phoenix, dal 6 giugno al cinema. Mi scusi, ma siamo chiusi. Il film che ha aperto Cannes 2019. Che diavolo è stato? Una bestia selvatica? Io credo zombie. Con un cast da far risvegliare i morti. Ripetono le cose che facevano quando erano vivi. Chardonnay. I morti non muoiono, dal 13 giugno al cinema. Ha appena detto Chardonnay. Sì, l'ha detto. Abbiamo avuto 2 interviste di volontari, adesso andiamo a parlare con il luogotenente Carlini. Il luogotenente Carlini, che invece ha iniziato la vita militare con la cartolina di leva. Con la cartolina di leva. Nel lontano 87 mi arrivò la chiamata alle armi, io partii nei bersaglieri e mi sono innamorato del lavoro del soldato. No, aspetta. Cioè, tu che vita facevi prima della cartolina? Io facevo lo studente. Facevo lo studente. Andavo a scuola. Non andavi bene. Andavo a scuola. Ti recavi, moto a luogo, come dicevo anch'io ai miei genitori. Io vado a scuola. Esatto, e torno anche, vedi? Non è che solo... E c'era questo... Tu come la vivevi? La cartolina arriva a cartolina? No, non ero anche perché mi piaceva comunque, anche da ragazzo, comunque guardavo il mondo dell'esercito, sì, comunque in modo positivo, era una cosa che comunque mi piaceva. Eri contento che arrivava? Sì, anzi, non dico adesso mia mamma, no, l'aspettavo. Sì, bellissimo. Io invece ero dell'ultima cartolina, classe 85. Okay. E io ero terrorizzato, e lo sono ancora tuttora, perché io mandai questo incartamento pieno di certificati degli studi che stavo facendo al comando di Baggio l'ultimo giorno utile, e da allora io ho il terrore che venga l'esercito ad arruolare, cioè lei Pinti non è a posto, prego si presenti, ma non andrà così. E quindi com'è andata lì? 18 anni, siamo però negli anni 80. Nell'87. Attenzione, c'è ancora Unione Sovietica. Sì, c'è ancora tutto il blocco, disgelo, quello che volete, però c'era un'idea di difesa nazionale che aveva ancora a che vedere con un patto di Varsavia, c'era una situazione... Tant'è che poi la massa dei reparti, il grosso dei reparti era tutto schierato sul confine jugoslavo. Non a caso. Non a caso, e infatti quella fu la mia destinazione. Arrivai in Friuli da buon bersagliere e ripeto, io ho avuto la fortuna di entrare nei bersaglieri come specialità, e mi sono innamorato di questa specialità, perché al termine dell'anno di leva io ho chiesto di rimanere, perché mi piaceva, mi ha così entusiasmato il lavoro del soldato che è la mia vita. Mi trovo bene perché c'è cameratismo, siamo tutti uniti, c'è un senso di appartenenza, è bello, è un bel lavoro. E poi mi piaceva proprio il lavoro pratico del mestiere delle armi, mi piaceva. Però quindi, la leva non era questa esperienza traumatica. Io non l'ho trovata mai, non ho mai trovato un'esperienza traumatica. Anche io ho ricordi
del nonnismo, cioè riportato, no? Sì. Inteso mio fratello più anziano di me aveva fatto il militare, vedrai il nonno, io non ho mai incontrato sta cosa, cioè io l'ho vissuta veramente, adesso sti nonni. ma infatti cioè io vedevo nel mio anziano uno che mi poteva insegnare a vivere quel momento. Sì. Quello era, se poi questo si può chiamare nonnismo, va bene, voglio dire, però io non l'ho vissuta questa cosa tragica che tutti riportavano. Poi la goiardata, facciamo i piegamenti, è salutare, voglio dire, anche voglio dire, fai 10 piegamenti, va bene, voglio dire, non l'ho mai vissuta come una roba pesante. No, e quindi l'ho vissuta bene. Al termine verso il termine del periodo di leva ho chiesto di essere raffermato e ricordo questa cosa, che non conoscevano le pratiche, perché diceva, tu sei l'unico che da tutti questi anni che noi siamo qua in servizio, parlavo con i vecchi marescialli, adesso studiamo un attimo la pratica, perché sei il primo che chiede di fermarsi, no? E quindi c'è stata sta cosa. Ho fatto quindi ho inoltrato tutte le pratiche necessarie, ho fatto tutta una serie di selezioni psicoattitudinali, sono andato a fare il corso. A questo punto mi hanno affiancato a quello che sono i corsi regolari della scuola sottufficiali e sono diventato a tutti gli effetti poi un effettivo dell'esercito, come col grado di sergente, poi sergente maggiore, e poi ho continuato la carriera fino a arrivare al grado di luogotenente, che è il grado apicale dei marescialli. Ecco, quello che poi tu hai fatto nella tua carriera fin qui comunque è stata una carriera che si è poi specializzata, se non ho capito bene, se non ho capito male, in alcune cose che poi vengono racchiuse in un titolo che insomma tutti quelli che gli piacciono i film di guerra dicono mamma mia, genio guastatori. Ho capito bene. Poi io dai bersaglieri sono passato nei genio guastatori, dove lì ho trovato un'altra cosa che mi entusiasmava, la branca esplosivi, e quindi sono diventato quello col nome che si usava all'epoca, un BOE, bonifica ordigni esplosivi. Poi aspetta, perché l'esplosivo, perché tu in questo mondo di cui ti innamori, poi a un certo punto vedi la branca esplosivi e dici bello. Beh sì, perché è entusiasmante, è qualcosa di artificio all'ennesima potenza. Poi c'è da dire che io appunto arrivavo da una realtà del bersagliere che è un ruspante, ecco, benissimo, è un ruspante, e nel genio c'erano il genio grande arma, grandi professionalità, perché veramente il genio fa tutto, dalla ricostruzione delle strade, i pozzi dell'acqua, al ripristino delle strutture, questo sia in Italia che all'estero, nelle operazioni all'estero, quindi diciamo genio grande arma. E in questa famiglia c'era la parte esplosivistica che mi ha entusiasmato, proprio perché forse la vedevo più, tra virgolette, operativa, venendo appunto dal corpo dei bersaglieri. Ma da bambino tipo giocavi coi petardi? No, li ho scoperti nell'esercito. No? E quindi ho chiesto di andare a fare questo corso, appunto il corso BOE, bonifica ordigni esplosivi, e la cosa buffa è questa, che all'epoca i BOE e gli artificieri, che in realtà fanno lo stesso identico lavoro, nel senso comune sono sinonimi, no? E all'epoca i BOE erano stati creati per operare all'estero e gli artificieri operavano solamente sul territorio nazionale. Ovviamente ci si è resi conto, abbiamo praticamente due bacini che fanno esattamente lo stesso lavoro, uniamoli, aumentiamo giustamente il numero di persone e abbiamo chi può lavorare all'estero lavora anche in Italia e viceversa, e quindi è stato creato, o meglio siamo andati sotto la sigla NATO EOD, Explosive Ordnance Disposal, e quindi adesso siamo tutti EOD. Ecco, continuiamo però tutti a chiamarci artificieri, in modo che tutti arrivano gli artificieri, ci conosciamo così. E quindi ecco, un'esperienza la tua operativa anche in tanti teatri all'estero. Sì. Che cosa si prova la prima volta? Quanti anni avevi quando hai avuto una missione all'estero che aveva un suo margine di rischio? Ora io non so. La prima volta io sono stato in Bosnia nell'87, nel 97, sì, 87, nel 97, e c'era un margine di rischio non tanto legato
a eventuali scontri, perché ormai diciamo si era tranquillizzata quella parte, proprio dal punto di vista della quantità di mine presenti sul territorio, e questa era la parte se tu importante. sei un fante, giustamente la mina, basta che mi mettono il cartello, io non vado. Esatto. Se sei l'artificiere ci devi andare. Esatto. Quindi la tua prima mina, che cosa hai pensato? Ma perché un conto è l'addestramento, immagino, dove esploderanno le cose anche in addestramento, ma è l'addestramento. Quando c'è la prima mina, non si scorda mai. Esatto, non si scorda mai, e non c'è stata paura o tensione, preoccupazione. Sì. Ecco, io userei il termine preoccupazione più che paura su quello, sì, perché comunque appunto esci da quello che è la scuola, sei preparato perché ti danno una bella preparazione, però nel momento in cui ci metti le mani e capisci che c'è il rischio, c'è tutto quello che vuoi, però hai il bagaglio tecnico, no? E ti senti sicuro. C'è un po' un chirurgo, diciamo. Ti senti la stessa fa cosa. Un'operazione, ha paura ovviamente di sbagliare, però è addestrato e la sa fare. Però e quindi sì, non ho dei ricordi. Il paziente non esplode, ecco, il chirurgo dice, io dovrei sopravvivere. Esatto, però non ho dei ricordi, ecco, così preoccupati del momento. Mentre un'altra cosa interessante che tu hai come esperienza e pochissimi altri hanno è il fatto che tu hai visto con i tuoi occhi teatri di guerra. Sì. Guerra che peraltro è una parola che noi non riusciamo nemmeno più a immaginare, cioè come è fatta una guerra non lo sappiamo, e non è tanto la gente che spara, i bombardamenti, poi se vuoi insomma certamente posso immaginare che questo c'entri, ma è la normalità che cerca di recuperarsi, che penso sia quella che incontrate quando andate a fare esatto, e lì è incredibile come in situazioni di questo tipo di totale distruzione, muri distrutti, la gente del posto si riorganizza, vedi rinascere il mercato, vedi rinascere le scuole. Questo anche grazie al nostro intervento, perché quando appunto l'esempio che facevo prima, la ricostruzione delle scuole, il pozzo dell'acqua, la viabilità, cioè noi andiamo lì e rigarantiamo il movimento, il minimo di movimento della popolazione, e questo fa sì che il tessuto sociale ricominci a legare, ricominci a crescere. E questo, se un campo è pieno di mine e non lo puoi coltivare, certo. Invece se arriva, iniziamo a bonificarlo noi, poi addestriamo la gente del posto a farlo, e pian piano le mine vengono tirate via, e poi la gente ricomincia a coltivare e ricomincia tutto quello che dicevo prima, il tessuto sociale si riorganizza, e rivedi proprio io ho questo ricordo quando entrammo in Kosovo nel 99, io venni distaccato a Peć o Peja, a seconda di come si vuole pronunciare in serbo o in kosovaro. Entrammo in questa città ed era deserta. Deserta proprio. Cos'è una città deserta? Che nessuno di noi è mai entrato in una città deserta. Presenti i film post bellici che ci sono queste città vuote e si vedono camminare solamente i cavalli piuttosto che i cani, i randagi, i maiali. Io giravo per Peć, appena entrati in questa città, c'erano queste condizioni, nessuno in giro, gli animali allo stato brado che giravano per le strade, e da lì a qualche mese, no, man mano ha cominciato a ritornare la gente, hanno cominciato a riaprire i negozi, e lì ho visto proprio la rinascita della città, bellissimo, è stato un momento veramente bello quello. Quello ci credo. Poi peraltro i Balcani sono un contesto dove la presenza italiana in qualche modo veniva percepita, adesso io la banalizzo, però magari aiuta gli ascoltatori, il vicino di casa, tra virgolette, che arriva a darti una mano, no? C'è una comunione con i Balcani di essere tra tutti europei, ci sono differenze, ma insomma. La Champions League, la Stella Rossa di Belgrado la giocava, le squadre bosniache la guardano. Quando invece ti è capitato di andare in scenari dove effettivamente siamo in un'altra civiltà, con altri parametri, ecco, tu come l'hai vissuta questa cosa dentro di te? Ti sei posto il problema prima di partire, ok, stiamo andando in un altro mondo, quindi
starò più attento del solito a se faccio un sorriso, se faccio uno sguardo. La cosa, noi come l'esercito, prima di inviare il proprio personale in questi teatri, li prepara proprio dal punto di vista culturale del posto. Quindi quando noi arriviamo sappiamo come rapportarci al capo del villaggio piuttosto che alla donna, piuttosto che, quindi diciamo anche lì un po' il discorso che facevo prima, andiamo preparati e quindi sappiamo come affrontare. Poi quando sei lì, adesso io dico, non è che sono tutti inquadrati, voglio dire, coi paraocchi, quindi capiscono che tu arrivi da una realtà completamente diversa e ti prendono per mano e ti dicono: guarda, qui ci salutiamo in questo modo, facciamo così, e quindi ci si adatta alle usanze del posto, e infatti da quel punto di vista non abbiamo grandi, anzi nascono anche delle belle collaborazioni poi. Quindi, mentre in generale della guerra, se tu dovessi descriverla, che ci sta sentendo, che giustamente non l'ha mai vista, anzi no, l'ha vista in televisione, ecco, se tu dovessi spiegare che cos'è in generale, dopo questi spot che abbiamo fatto e che sono di contesti diversi. La guerra austrica è paura, è brutta, non... Beh, paura direi che non è male, c'è una paura che continua. Che è costante, che in una vivi, vita che deve però vivere, deve rinascere, deve mangiare, la persona di Patch deve mangiare, certo, deve trovare da mangiare. Vivi con una paura costante, con proprio questo sottofondo costante della tensione. Ci si abitua a questa paura? Allora, la si governa. Io provo a dire questa cosa, la si governa, quindi ci convivi, però la senti. Io non lo so, poi parlo di quello che è la mia esperienza è costante, cioè questo timore ce l'hai sempre perché non sai quando esci che cosa può succedere, e quindi quando esci dall'accampamento, quindi inizi, vai nella città, o sei a fare un pattugliamento in Afghanistan piuttosto che in Iraq, non lo sai cosa può succedere, e quindi diciamo che vivi costantemente con questo allarme. No? Però lo governi, ma e torno un po' a ridire quello che ho già ripetuto, lo governi grazie a quello che è la preparazione che hai. Certo. Cioè ti preparano e lo affronti tranquillamente, e poi la cosa bella, lo affronti appoggiato dal tuo compagno, dal tuo amico che hai a fianco, quello che noi chiamiamo il coppio, no? Il coppio. E ci si dà manforte, cioè nella squadra siamo uniti, siamo un tutt'uno. Cioè io ricordo il mio coppio Pietro, ci guardavamo in faccia e sapevamo esattamente che cosa voleva uno, che cosa voleva l'altro, magari proprio non ci si parlava neanche, no? In determinate situazioni ognuno di noi sapeva esattamente. Questa è una tecnologia che non si può sviluppare ad altissimo livello, questo. Questa è una tecnologia che forse fa la differenza, però, no? Esatto. Senti, a proposito di tecnologia che non si sviluppa in laboratorio, io prima ho scoperto con altre interviste che alla fine spesso la vita in Italia del soldato assomiglia molto a quella di un lavoratore, no? Prende, va, lavora, torna a casa, c'ha la famiglia, c'ha gli amici. La tua invece è quella dove credo costruirsi una dimensione privata sia stato non agevolissimo, perché insomma dire sai com'è, adesso sto via 2 mesi, 6 mesi, 7 mesi, dove vai? Poi penso che non puoi dirlo, perché adesso noi abbiamo potuto citare dei posti perché sono cose passate. A casa dove vai? Vado lì, punto, però basta. Sai, se io sono la tua compagna, se sono tuo figlio, tuo fratello, dici dov'è? Lì. Non è il massimo della vita, no? Non è il massimo. Come si gestisce sta roba? Non è facile. Io anzi, noi diciamo sempre che le missioni le facciamo noi che siamo in operazione e le famiglie che sono a casa, perché una moglie che deve gestire i figli piccoli, la malattia del bambino perché c'è l'influenza e te devi andare a lavorare e sei da sola, e quindi le missioni le facciamo in 2, le fa chi è all'estero e chi rimane a casa, ed è pesante perché soprattutto per chi ha determinate specializzazioni, e quindi esce
con una frequenza un po' più elevata rispetto magari ad altri, e diventa poi un problema. Io ricordo mia figlia, l'ho vista crescere i primi anni, l'ho vista crescere a rate, no? Quindi sono partito che era appena nata, sono tornato che gattonava, sono andato via che stava cominciando a tirarsi in piedi, sono tornato che camminava, e quindi l'ho vissuta a rate, ecco, sì, e questo è pesante, questo poi ti dà un po' di dispiacere perché ti perdi queste cose. Ecco, però c'è anche, insomma, una, penso, difficoltà ulteriore, cioè bisogna mettere la persona con cui si vuole fare un progetto di vita di fronte a una condizione che è grossa da dover accettare rispetto a una persona normale, che devi accettare il carattere, spigoli e cose buone, va bene. Beh, io dico, tanto la vita di coppia è una mediazione continua, questo è una mediazione costante, continua. Facevo un paragone con il tuo lavoro d'artificiere, no? Sì. No, purtroppo però la mediazione è un po' più difficile se uno fa il tuo lavoro, no? E adesso non vorrei mettere, però molti di noi sono divorziati proprio perché c'è anche molti che non vanno a sminare proprio perché ma non perché chissà che cosa succede, e perché stando via spesso e poi si diventa, cioè il rapporto cambia, cioè non è più si diventa quasi amici. Io con la mia ex moglie, voglio dire, a un certo punto ci guardavamo in faccia, basta, cioè, e quindi quello è il problema, che stando via è quello, perché uno pensa sempre divorzi, chissà cosa è successo, no, è che poi io ricordo questo, la prima missione era sì amore, resistiamo, ci siamo, vai tranquillo. Alla seconda era sì amore, alla terza vabbè, qua tutto bene. Tutto bene. E quindi era così la cosa. Poi domani torno, sì, ma a che ora? Sì, così. Ecco, insomma, tanto ti ringrazio perché insomma con gli altri non ho avuto questa, non sono entrato così tanto, ecco. Non si spaventino, insomma. Quindi abbiamo toccato un po' tante cose, allora io ti chiedo un augurio per te e un augurio per l'Italia, inteso in generale, come vuoi tu. Se vuoi focalizzarti, come ha fatto un ragazzo prima, sull'esercito in Italia, se vuoi fare una cosa più larga sul paese, mi fa piacere darti il microfono. Sì, invece su di te porta bene, ti dico. Se tu adesso ti auguri una cosa, Radio Padania porta bene, ti succede proprio. Sì, domani vado a controllare il conto in banca, allora. Magari. No, speriamo, no, è un augurio che faccio a me e a tutti quanti, che veramente questo è un bel paese, vogliamo bene al paese in generale, indipendentemente poi da come lo vogliamo vedere, da una parte o dall'altra, ma ricordiamoci che cerchiamo di voler bene al paese, che è questo, che sono i nostri figli, sono i nostri è molto bello, perché tu questa il mondo l'hai visto in situazioni particolari, no? Perché immagino, cioè, chiederti un parere di un panorama dell'Afghanistan senza poterlo trasmettere in immagini non lo sto facendo, però immagino che sia una cosa meravigliosa. Sì, sono popoli antichissimi con una forza. Cioè... Io ricordo, adesso parlando della guerra, ricordo due cose, due momenti particolari che mi hanno colpito tantissimo, che ricordo, e a me piace sempre raccontarlo, perché non so, a me hanno segnato, e quindi uno, l'Afghanistan, che è un terreno brullo, è una pietraia, voglio dire, è affascinante, cioè le stelle che uno vede lì non le vede da nessun'altra parte, e poi una cosa che mi ha colpito tantissimo è come loro siano attaccatissimi ma attaccati proprio fisicamente alla loro terra, per quello che un po' prima dicevo, cerchiamo di voler bene al paese, perché io ricordo questo, col nostro lavoro, col lavoro dell'artificiere, uno dei nostri sistemi per indicare magari alle truppe di passaggio o alla popolazione locale la presenza di un ordigno, con le bombolette spray segnavamo
su una pietra, sul muro segnavamo con delle sigle la presenza dell'ordigno. E io ricordo che un vecchietto è venuto da me, mi ha detto: tu stai, poi col traduttore ovvio, tu stai sporcando la mia terra. Ma io dico: ma no, ma ti sto aiutando. Però questo mi ha fatto capire quanto fossero l'attaccamento proprio fisico alla loro terra. Tu stai sporcando la mia terra. Perché io ho scritto con la bomboletta sta cosa che a me sembra una roba normale, vuoi dire, non sto facendo nulla di che. E questo mi ha fatto capire quanto loro sono attaccati al loro terreno, al loro territorio. Per questo che l'augurio che faccio agli italiani è vogliamo bene al paese, vogliamo bene al paese. Vale di più, perché è una frase che altrimenti senza la storia che ci hai raccontato magari poteva sembrare retorica, invece no, perché uno fa queste esperienze, vive queste lezioni, poi torna e magari, adesso non lo so, dimmi tu, vedi che viene dato tante cose per scontato. Che cosa viene dato per scontato di più in Italia? Tutto, viene dato per scontato tutto. Che possiamo parlare liberamente. È quello. Invece, vivendo queste esperienze, ti rendi conto che non c'è il pensiero libero, non c'è la parola libera, non sei libero, cioè sei veramente. Non è detto che l'acqua arrivi. Ecco, noi diamo per scontato. Io adesso mi sentirà mia figlia, te lo dico in diretta. Anche in diretta radio. Spegni la luce. No, perché noi diamo per scontato, c'è la luce accesa, cioè là alle 6 di sera, buio completo, e non ce l'hai la luce. L'acqua non ce l'hai l'acqua, l'acqua ce l'hai, arriva il camion, la cisterna, ti carica le vesciche, questi serbatoi d'acqua, hai l'acqua lì, hai il deposito sul tetto dove quelle poche volte che piove riesci a tirare dentro un po' d'acqua. E noi diamo per scontato tutto, non c'è nulla di scontato, non c'è nulla di scontato. Grazie mille davvero, una bellissima chiacchierata anche questa, grazie. Bene. Allora, ci sono quelli che vanno sulla montagna coi piedi, ci sono quelli che vanno con il mezzo e poi devono operare, e poi ci sono quelli che volano, e c'è Angelo. Ciao Angelo, grazie intanto di questa chiacchierata. Ciao, di nulla. Allora Angelo, tu di dove sei? Allora, io sono di Sabaudia, di Latina, ma ormai da 10 anni vivo a Torino. Vivi a Torino da 10 anni e sei un pilota di elicotteri. Sì, sono un pilota di elicotteri dell'aviazione dell'esercito. Ecco, prima di arrivare a fare pilota di aviazione dell'esercito, anche Angelo sei stato un bambino. Certo. Bambino c'erano già degli elementi? Cioè, sì, già stavo col naso all'insù, quindi già guardavo gli elicotteri, appassionato di volo, e quindi poi... Cioè quei bambini che quando c'è l'aereo dicono aereo! Ogni giorno uscivo fuori di casa quando sentivo un aereo oppure un elicottero. Davvero? Era una passione che avevo da bambino. Per tutta l'infanzia tu se sentivi un elicottero e passava, uscivi di casa e dicevi... Sì. Ero fortunato perché ce l'avevo anche vicini, passavano molto spesso, quindi li vedevo. E la scelta aereo-elicottero nel tuo cuore, prima che poi diventare una roba... Beh, è stata più una cosa da bambino, mi attirava molto di più l'elicottero, ecco, era... che cos'è l'elicottero di poetico, o di bello, o di... non lo so, cosa ci trovi nell'elicottero? Forse adesso direi quello che c'è dietro a livello di aerodinamica, la progettazione che hanno fatto, se pensiamo solo che il primo progetto dell'elicottero è venuto da una persona geniale che è Leonardo da Vinci, spiega il tutto. E poi comunque da bambino era il fascino di vedere questo elicottero che aveva la possibilità anche di atterrare in posti che l'aereo non riesce si muove in modo più libero, in maniera più libero, diciamo che fa cose che l'aereo non può fare, ecco. Non ha bisogno di piste per atterrare e decollare, quindi... Fin da bambino è proprio una missione, cioè un sogno, una fissa inizialmente. Sì, una fissa. La mamma si preoccupa, il bambino esce sul balcone mia madre non aveva dubbi. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Un grosso abbraccio a tutti quanti da Nadine e Marcus Darvi. In esclusiva su RPL vi presentiamo Mangio, bevo e canto all'italiana.
dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana, Dai Longobardi al 2000 insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani. e di alcuni vini. Tutte le domeniche dalle ore 13:30. Buon ascolto su RPL. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Mentre poi come diventa una scelta di vita o un tentativo di scelta di vita all'inizio, perché non sapevi poi se ce l'avresti fatta o meno, perché l'addestramento, mi accennavi fuori onda, è bello pesante. Sì, l'opportunità poi si è presentata durante il corso che ho fatto a Viterbo per 3 anni della scuola sottufficiali dell'esercito per diventare maresciallo. Durante il corso viene fatta una selezione interna da cui poi vengono presi i piloti che accedono al corso di volo. Tu hai iniziato quel corso, avevi già il desiderio di arrivare lì? Oppure... Sì, non avevo mai volato su un elicottero e ho avuto questa opportunità, ho fatto questa selezione, ho superato la selezione e quindi poi mi hanno fatto fare questo corso che comunque è selettivo. Ecco, perché mi dicevi che una delle prime prove ha insomma dei caratteri un po' estremi, no? Sì, la parte proprio iniziale di selezione va da prove di fisiche, di test di cultura militare e un simulatore di volo. Questo è proprio il primo step. Poi si accede al corso basico che viene svolto presso la scuola di volo dell'aeronautica militare a Frosinone e successivamente per i piloti dell'aviazione dell'esercito c'è un'ultima fase che inizia con un corso di sopravvivenza e continua con quello che è tutta la parte di volo che viene svolta presso il centro addestrativo dell'aviazione dell'esercito a Viterbo, che ti dà quello che sono i fondamenti del volo militare, nel senso di supporto a quello che è l'attività delle truppe terrestri. La parte della sopravvivenza, no, che tu hai citato è forse quella che poi da casa uno non pensa, perché uno vede il pilota dell'elicottero sa guidare l'elicottero, il pilota dell'autobus sa guidare l'autobus, però il pilota dell'autobus o del tir non viene messo in condizioni di dover gestire eventualmente anche la peggiore eventualità che un pilota mette in conto, ossia quella di essere in una situazione che deve essere lui a essere recuperato. Sì, l'impiego dell'aviazione dell'esercito, come vediamo nell'ultimo ventennio, va in posti dove comunque non sono abitati, quindi c'è la possibilità anche di rimanere isolati e bisogna avere la capacità di sopravvivere, anche perché magari per essere recuperati passa del tempo, se è un territorio ostile ci può essere anche questa eventualità e quindi bisogna essere pronti ad affrontare queste evenienze. La cosa che mi sta colpendo del mondo militare è il grandissimo sforzo di prevedere il più possibile. Quindi, quello sì fa parte proprio della preparazione, l'addestramento è fatto nella peggiore delle ipotesi fate così. Il caso peggiore infatti si opera sempre il worst case scenario, che è quello in cui noi dobbiamo essere pronti ad operare. Senti, ma questa mentalità che per un'organizzazione complessa come l'esercito la fa funzionare bene, tu te la porti poi anche nella tua vita normale, cioè quando succede un'opportunità, una cosa della tua vita normale, ti viene da pensare... Sì, c'è una forma mentis che comunque viene acquisita. Il caso peggiore potrebbe essere quello, che cosa faccio? Quello è una cosa che poi entra in automatico e molti se ne accorgono quando si è a contatto con persone che vivono altre realtà nel mondo civile, si accorgono che hai un'altra forma mentis, soprattutto su questo, su prevenire quello che potrebbe succedere, la gestione del rischio, soprattutto sulla gestione del rischio. Ecco, perché tu poi sei anche uno di quelli che me lo raccontavi prima, soprattutto ricerca notturna, adesso ci spiegherai perché, sì. Però viene utilizzata la vostra specialità anche in ambito civile, cercare persone, dopo parleremo di una evacuazione di grande importanza che avete fatto, no? Ecco, da questo punto di vista, togliendoti ora per un attimo la divisa, quando, che ne so, c'è quello, l'imprudente che è finito disperso in qualche bosco, con questa forma mentis militare, non ti viene da dire mannaggia però questo, poteva starci attento. Quello sì, molte volte, anche perché se pensiamo a quelli che possono essere, vivendo vicino alle montagne, quindi nell'arco alpino, molti degli incidenti possono essere evitati, ma non c'è una cultura, questa è una cultura proprio
che non viene data a livello di gestione del rischio, soprattutto in ambienti molto particolari come può essere la montagna, perché poi magari uno non pensa a cosa c'è dietro, all'organizzazione che c'è dietro per un eventuale recupero e soccorso di una persona che rimane isolata e comunque infortunata in montagna. E quindi insomma, questo è succede, basta aspettare. Certo. Il periodo estivo ogni anno vediamo che cosa succede, perché le persone vanno in montagna, si addentrano all'interno dei boschi, partono sottovalutando molti aspetti. E alla fine li vai a recuperare. E poi alla fine uno come te li va a recuperare. Sì. Insomma, meno male che ci sei, io ti ringrazio perché potrei essere uno dei potenziali interessati, perché mi piace andare in montagna, quindi se ci dovessimo rivedere non sarà una bella occasione, però molto più di me ti ringrazierà sicuramente, e ringrazierà l'esercito, quel paesino del Piemonte che prima mi hai citato, sempre fuori onda, dicendomi una volta abbiamo evacuato un paese intero. Mi racconti quella giornata? Tu da quanto eri in servizio, da quanto eri pilota? Allora, come ho detto prima, l'aviazione dell'esercito, oltre a svolgere missioni a favore delle truppe alpine o comunque di reparti terrestri dell'esercito italiano, opera anche a favore di missioni di protezione civile, quindi a favore della comunità. È successo più volte che siamo stati attivati come assetto aereo per eventi calamitosi, quindi nel 2016 questa dell'evacuazione di un paese è stata in occasione dell'alluvione che c'è stata nella zona di Alessandria, Cuneo. Questo paese era rimasto isolato a causa di questa alluvione, hanno chiesto l'intervento di un elicottero per evacuare il paese. Ed eri andato tu? Io ero nella parte organizzativa, quindi poi abbiamo gli equipaggi che partono, anche perché li hanno... Però che giornata era quella lì? L'idea. Era una giornata che come era iniziata? C'è stato dato già un'allerta meteo, perché comunque parlavano di un'allerta meteo, quindi noi avevamo pronto gli equipaggi a alternarsi per questa allerta meteo, pronto a partire. Quando è uscita l'esigenza e hanno valutato che era meglio comunque evacuare quel paese, anche perché le previsioni per le successive 2 settimane non erano buone, è stato deciso di evacuarlo. Ecco. E a quel punto lì ognuno sapeva esattamente cosa doveva fare, oppure c'è una quota di improvvisazione? No, l'improvvisazione non c'è, perché viene tutto comunque gestita, l'emergenza viene gestita in funzione di quello che può essere, in funzione della tipologia di emergenza. Quindi ad esempio anche per quanto riguarda le emergenze anche più catastrofiche dell'alluvione, che è stata quella del terremoto ad esempio a Amatrice, siamo stati coordinati come assetti dell'aviazione dell'esercito e siamo stati dislocati su Rieti per poi intervenire nelle zone colpite dal sisma. Quindi c'è comunque già un'organizzazione, protezione civile, il coordinamento da parte, nel caso di antincendio boschivo, da parte del centro di cooperazione aerea che si trova a Roma. Quindi e torniamo al prevedere. Sì, comunque ci sono già definiti in funzione dell'evento, anche in questo caso che sono attività non prettamente militari, ci sono organizzazioni che si attivano, no? E per andare incontro a queste evenienze. Perché vedi, poi quando si entra dentro questi meccanismi, tutti gli stereotipi che ci sono anche sull'Italia prima che sull'esercito in realtà decadono, perché questo è un paese dove se c'è un'emergenza ci sono professionisti di altissimo livello, di altissima formazione, che entrano in azione e sanno esattamente come mettere giù una filiera, che poi è molto difficile. Adesso abbiamo parlato del Piemonte, ma hai citato Amatrice. Amatrice non è facile gestire le operazioni in un paesino come Amatrice, arroccato, che ha logisticamente le strade che erano franate, eppure la prima emergenza è stata anche lì gestita in maniera veramente impeccabile. E quindi quando tu senti, magari non so, all'estero, senti lo stereotipo dell'Italia paese così dove si improvvisa, paese che è un po' alla buona, tu che invece vivi questa realtà, come ti rapporti? No, è così, cioè, comunque fatto da professionisti. L'esercito è ormai, come diciamo adesso, che siamo in più fronti pure con questo dual use, quindi come ho detto prima non solo in ambito di operazioni militari ma anche di supporto alla popolazione civile. Come vediamo anche qui nella cittadella degli Alpini abbiamo proprio questa cooperazione anche con enti civili, noi lavoriamo spesso anche col Corpo Nazionale del Soccorso Alpino Speleologico, abbiamo anche la cooperazione con la protezione civile e quindi c'è questa organizzazione che comunque è complessa, ma allo stesso punto è anche efficiente, quindi non si improvvisa nulla, si può in emergenza, non puoi improvvisare nulla. Mentre nel tuo percorso immagino ci siano stati comunque degli ostacoli, dei momenti in cui non è stato facile fare il tuo lavoro. E succede a tutti, ma non tutti tirano su un elicottero e quindi insomma hanno una responsabilità così grande.
Qual è stato il momento più difficile fin qui della tua vita professionale? Quello in cui anche banalmente hai detto, oh, devo farcela assolutamente. Beh, questo per fortuna grossi, diciamo, momenti di crisi, tra virgolette, non ne ho avuti, o meglio, casi particolari, lo sforzo maggiore è superare la parte iniziale, anche perché l'addestramento iniziale ti prepara ad affrontare quello che sono eventuali impiego all'estero, la gestione proprio del... Se si può, facci vedere qualcosa allora di questo addestramento. Qual è la cosa che hai detto? Ma davvero? La cosa più entusiasmante, ma anche la cosa più, diciamo, tra virgolette, non rischiosa, ma che comporta un livello di attenzione, sì, e anche molto addestramento, è il volo con apparati di visione notturna. Sono degli apparati che vengono montati sul casco di volo, permettono tramite questo sistema che è all'interno di intensificare le particelle di luce che si trovano nell'atmosfera, e quindi ci permette di volare anche in condizioni in cui non c'è luce. È una cosa che uno non pensa, in effetti, che la macchina c'ha i fari, l'elicottero... Sì, no, comunque sì, davanti un faro di ricerca, però non è sufficiente, anche perché non ti permette di vedere tutti quello che possono essere ostacoli, e anche le aree dove atterrare, e anche l'eventuale persona da ricercare se c'è una missione di ricerca. Ecco, mentre la volta che cioè, tu hai fatto una tua giornata che tu dici, cavoli, oggi proprio... è la dimostrazione che questa è la mia strada. Può essere anche una cosa più piccola di quelle che abbiamo già citato, perché ovviamente Amatrice, il Piemonte, ti senti parte di una roba che se non c'era sarebbe stato un problema. Una cosa più tua, dove è successo un giorno che hai detto, oh, oggi proprio sono sicuro, questa è la mia strada, guarda, ho fatto questo. Sì, una delle volte è stato quando abbiamo effettuato una missione di ricerca sull'arco alpino. C'era un aliante disperso e quindi... scusami se insisto, però giustamente per te è una routine, ma per chi è a casa è importante. Tu cosa stavi facendo quando ti è arrivata la notizia? Dobbiamo partire, c'è un aliante. Perché cosa fai quando non vuoi? Sì, noi come aviazione dell'esercito abbiamo sempre degli assetti pronti a partire, però tu 24 ore, nelle 24 ore. No, hai una reperibilità di 2 ore, quindi mi è successo durante il fine settimana, ero di reperibilità, quindi che stai facendo? Stavo in giro a Torino, quindi mi hanno chiamato. Facevi la tua vita, però il tuo destino è quello di quello con l'aliante, si stavano per incontrare. E quindi comunque ti chiamano, e quindi in breve tempo è anche quello serve l'addestramento, che con i tempi ristretti di pianificare la missione di volo e poi andare a operare per la notte? No, questa l'abbiamo fatta di giorno. Quindi è successo anche un'altra volta, ci hanno attivato di notte, io non ero impiegato in questa missione, però era nell'arco notturno, anche perché siamo all'aliante, tu come l'hai trovato? Quindi questi siamo andati, ci hanno assegnato un settore di ricerca, l'aeronautica, che in Italia è la ricerca e soccorso, quindi il SAR gestito da Poggio Aeronautico, ci ha assegnato i settori di ricerca, e in collaborazione con altri 2 elicotteri francesi, perché era proprio al confine con la Francia, abbiamo effettuato questa ricerca per poi ritrovare questo aliante. L'hai visto tu, l'ha visto un collega? C'erano delle squadre a bordo, comunque l'abbiamo trovato con l'altro pilota quando facciamo la ricognizione. Poi l'ambiente montano è molto particolare anche per questo, non è... ma... Quindi... Sai, non è come andare a funghi, no? Che se li trovo bene, se non li trovo no. Lì poi è... Lì se ti scappa l'attenzione e... Sì, bisogna essere molto, molto attenti, e fa parte poi detto l'addestramento. Che poi non so se capita anche a voi professionisti, però quando uno cerca un anello che ha perso nel prato, vede un sacco di anelli che non sono l'anello, cioè vede tutta roba che luccica. Finché qui uno perde l'anello, ma nel caso dell'aliante da lì può passare la vita, la morte di una persona. Sì, in quei casi sì, quindi per questo bisogna addestrarsi, e infatti stiamo lavorando molto su questo. Come visto qui nella cittadella ci sono anche reparti delle truppe alpine. Andiamo invece sui mezzi. Che modelli ha in dotazione l'aeronautica italiana? L'aviazione dell'esercito, ritorna stop. L'aviazione dell'esercito. L'aeronautica non è la stessa cosa? No, allora c'è. Questo va bene, però, questo possiamo tenerlo. Questa mia gaffa si può tenere, le mie gaffe si possono tenere. Sì, così spieghiamo, magari che la posso utilizzare. Ma certo, perché sai quanta gente rappresento dicendo l'aeronautica italiana? Tutti pensano invece cosa è l'aviazione? L'aviazione dell'esercito è una specialità dell'esercito italiano,
Che non è l'aeronautica. Ho appena detto che la Juve è l'Inter, diciamo. Sì, distinguiamo perché abbiamo il Vasco Azzurro, quindi... Esatto, ho appena detto, ma allora questa squadra di Torino, l'Inter, ecco, ho appena detto quello. Ecco, che modelli ha a disposizione? Ma prima spiegaci la differenza, va, che così faccio una gaffa a nome di tutto. Sì, è una specialità, come detto prima, dell'esercito italiano, e ha sia aerei che elicotteri, e sulla parte elicotteri, per quanto riguarda il mio reparto, ci troviamo a Veneria Reale a Torino, che è un gruppo squadroni, il 34esimo squadroni aviazione dell'esercito Toro, che dipende dal 4° reggimento Aves Altair di Bolzano. Noi abbiamo elicotteri multiruolo, cioè una B205, e permette il trasporto di truppe, personale, trasporto di materiali, e permette anche di essere configurato con verricello di soccorso, quindi specifico proprio per attività di ricerca e soccorso, e sono elicotteri che permettono l'impiego anche con i visori notturni, quindi nell'arco notturno. Ecco, poi mi dici che c'è un addestramento base, poi ognuno si specializza su uno di questi mezzi, oppure... Sì, alla fine dei 2 anni di corso da pilota, una volta che uno prende il brevetto di pilota osservatore dell'esercito, viene destinato su quelli che sono le varie macchine in dotazione all'aviazione dell'esercito, che vanno da elicotteri di esplorazione scorta, da elicotteri di trasporto medio, il CH-47 Chinook, abbiamo l'elicottero di trasporto tattico, l'NH-90, abbiamo la B205 e la B412 e 212. Allora, per chiudere, questa Italia è non solo vista dall'alto, che effetto ti fa? Che riflessione ti viene a vederla dall'alto? Beh, l'Italia noi vediamo principalmente le montagne, che penso che in volo sia l'ambiente più bello che ci sia da vedere. Poi è anche molto formativo e per quello che è proprio l'ambiente montano, quindi le varie condizioni che si possono trovare in montagna, la difficoltà anche di operare con gli elicotteri in un ambiente così particolare e compartimentato. Grazie mille, Angelo. Eccoci di nuovo con Roberto. Ciao Roberto. Ciao Marco. Roberto, uomo di mondo per forza, perché lui fa il militare ed è nato a Cuneo, dove ha fatto il militare Totò, vedi? Esatto, Quindi, esatto. Sei uomo di mondo. Che si chiama Fagiolo. Però ecco, la storia di Roberto è interessante perché ci racconta un altro elemento dell'esercito, insieme specificamente degli alpini, perché Roberto si è ritrovato con la penna nera sul cappello, però prendendo una strada che era un po' diversa. Esatto, un po' diversa dal solito. Io niente, ho deciso di arruolarmi perché avevo una profonda passione per lo sci. Sin da bambino ho iniziato a sciare molto presto, all'incirca all'età di 6 anni, e questa passione mi ha portato poi a innamorarmi degli alpini e quindi a voler entrare nell'esercito e arruolarmi negli allora alpini paracadutisti, che erano di stanza a Bolzano, e dove vi era un gruppo sportivo, il famoso gruppo sportivo Alpini Paracadutisti, e quindi da lì è nato un po' tutto. Ecco, perché mi spiegavi che se la tua passione è lo sci di fondo e poi vuoi continuare a farla questa cosa, tu lo fai da quando hai 6 anni, giusto? Sì, esatto. Non c'è come, diciamo, il calcio, la squadra del tuo paese, Milan, l'Inter, il Parma, l'Udinese. A un certo punto, se vuoi continuare a farlo, l'unica cosa che assomiglia a una società è il corpo degli alpini. Esatto, sì. Ho il corpo degli alpini, o comunque carabinieri, finanze, i gruppi sportivi militari. Ovviamente dove ero io non era un gruppo sportivo militare, era un piccolo gruppo di sportivi più diciamo amatori, però dove si facevano gare anche a livello nazionale, internazionale. Infatti ho fatto parecchie gare sia di fondo che di sci alpinismo importanti. Ecco, per un periodo la tua vita, diciamo, è stata quella di un atleta, mi dicevi, a livelli più che amatoriali, però facevi l'atleta di fatto, con la divisa, ma facevi l'atleta. Sì, io diciamo direi che ero un semiprofessionista a livello sportivo, nel senso che dedicavo parte della mia giornata
all'allenamento, quindi magari la mattina mi alzavo, facevo colazione, andavo a allenarmi, poi magari verso le 10 facevo, essendo in un magazzino, lavoravo in un magazzino sci alpinistico e quindi passavo magari 3-4 ore nel magazzino a sistemare sci, materiali da roccia, quello che era, e poi al pomeriggio mi allenavo una seconda volta per comunque quello che era l'attività sportiva. E questo per un po'. Dopodiché, quando si esaurisce la parte, diciamo, agonistica, come è normale che sia, cosa molto interessante, credo, è che il corpo degli alpini, una volta che ha individuato questa passione, questo talento che diventa una professione, poi lo utilizza per formare gli alpini, perché quello che poi tu adesso stai facendo, tu sostanzialmente insegni agli alpini a sciare. Sì, esatto. Una volta che ho deciso, tra virgolette, di smettere di fare l'atleta, anche se in realtà poi non ho mai smesso, solo ridotto la mia attività, e ho pensato comunque di rendermi utile comunque allora al mio reparto, diventando istruttore di sci e di alpinismo, quindi da arrampicata. Così facendo, diciamo, potevo continuare ad andare in montagna e trasmettere la mia passione comunque per quello che è la montagna, sia d'estate che d'inverno. Quindi questa è al momento la tua attività all'interno del corpo degli alpini, che poi diventa ancora più specializzata, perché quello su cui si sta lavorando, anzi ormai è operativo, ma è un'attività che ancora ti vede impegnato da poco tempo, è proprio il soccorso, no? Il recupero delle persone. Sì, esatto, da circa un annetto e mezzo, 2, dopo la tragedia diciamo dell'hotel Rigopiano in Abruzzo, si è cercato di costituire queste squadre di soccorso alpino militare, che sono molto simili a quello che è il soccorso alpino civile, e quindi per poter interagire anche con la protezione civile e portare aiuto in caso di soccorso in terreni impervi, sia esatto con una esatto, e con l'aiuto dell'aviazione dell'esercito. Ecco, quindi questa è un'attività ovviamente molto importante, che però ti porta ad avere nella tua vita fin qui una grande competenza di montagna in tutte le stagioni. Quindi, visto che la montagna è uno degli elementi che viene generalmente preso più sotto gamba, perché ne parlavamo anche in altre interviste, capita spesso che l'infortunio in montagna accada in maniera anche, diciamo così, evitabile, cioè la persona si avventura col tempo avverso, eccetera, eccetera. Secondo te quali sono le cose che una persona che va in montagna deve stare attento, le prime cose a cui stare attento, sia la montagna sia poi anche la roccia, che comunque è una passione che tante persone hanno? Sì, diciamo che il rischio in montagna è sempre più alto che non magari al mare. Al mare, sì, esatto, perché comunque ci sono più pericoli sia a livello atmosferico che a livello proprio geologico. Comunque sassi che magari si staccano dall'altro, oppure temporali improvvisi, perché la montagna comunque è anche questo. Il consiglio che posso dare è quello comunque ad esempio per chi va a camminare in montagna, avere sempre delle calzature ad esempio adeguate. Sovente si vede gente che va magari in montagna con solo scarpe da ginnastica, o comunque in modo non adeguato, con vestiario con poco vestiario. Questo lo dicono tutti, ma perché la scarpa è importante in montagna? Non ce lo spiega nessuno. La scarpa in montagna perché avere un buon grip, diciamo, sia sulla roccia che sul terreno, ti aiuta a non scivolare, ovviamente. E scivolare può essere fatidico, soprattutto anche se siamo su un sentiero semplicissimo ma un po' esposto, si rischia veramente la tragedia.
tanti delle morti che ci sono in montagna sono sovente per questo. Perché si prende sotto gamba, no? Si dice vabbè, tanto è un sentiero, bacio con le scarpe da tennis. Infatti, tra virgolette, sono più le morti per diciamo incidenti di questo tipo che non morti per gente che arrampica magari su vie veramente estreme. Verticali, esatto, proprio per questo motivo. Ecco, però per questi secondi che stai citando, a volte mi sembra aver capito che il rischio che corrono è proprio il rischio della sfida. E tu da rocciatore, da esperto, da guida alpina, da soccorritore alpino, cosa ti senti di dire? Magari qualcuno ci sta ascoltando, qualcuno che ha la tua stessa passione per la roccia e quindi c'ha il brivido, dice no, ma io la faccio lo stesso oggi. Ecco, cosa ti senti di dire? Beh, come diceva un mio amico, è meglio essere al rifugio con la voglia di andare in montagna che essere in montagna con la voglia di andare al rifugio. Questo penso che dica tutto. Sovente la voglia di andare a scoprire una cima è talmente forte che ti fa a volte rischiare forse più del dovuto. Però bisogna vedere poi quanto ne vale la pena. Diciamo, la montagna è sempre lì, alla fine rischiare non ne vale la pena. Mentre nella tua esperienza, quando arrivi in cima, qual è la cima che se tu dovessi dirne una proprio, a ognuna sicuramente sei affezionato perché ognuna ha una storia diversa, però se tu devi dire, vabbè, una è quella. Vabbè, io sono molto affezionato a una cima che si trova nelle mie valli, in Valle Gesso, che è la cima dell'Argentera, che diciamo forse è quella che ho salito più volte e l'ho salita sovente scalando sulle varie pareti, diciamo, che propone. Non tutte perché sono veramente tante, però ho scalato parecchie pareti che mi hanno portato in cima ad essa e quindi forse è la cima anche che unisce me e mia moglie, perché l'abbiamo anche scalata insieme ed è una delle prime cime che abbiamo scalato assieme, quindi oltre all'affezione diciamo per la montagna è anche un affetto, è un ricordo per questo motivo. Senti, proprio per chiudere, perché io non saprei cos'altro dire dopo queste parole, sono veramente bellissime e ho pudore a continuare per quanto è stata bella fin qui. Ti chiedo però anche un augurio che tu ti senti di fare per te stesso ma anche per l'Italia, insomma. Pensando all'Italia, tu dici che cosa ti auguri per questo paese? Mi auguro più serenità e felicità per tutti, perché sovente vedo che la gente non è felice, no? Ma la felicità è a volte è una cosa talmente semplice che si va a cercare chissà cosa per essere felici, quando invece forse a me basta ad esempio fare 2 passi con mia moglie o la mia famiglia e cancello tutti i problemi che ho. Bene, io non so voi, io ho appena trovato la mia guida spirituale alla quale chiederò consigli sulla vita, amore, carriera, tutto il resto. Non so se vuoi avere anche questo ruolo, dopo diamo il tuo numero, potranno chiamare per una consulenza. Non pensi? Beh dai, meglio così che andarli a recuperare se le cose vanno male. Davvero grazie Roberto, un'intervista bellissima. Grazie ancora. Marco, ciao. Pensa a respirare. Abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. Che stato di risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16.
Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Rieccoci questa volta con il primo caporal maggiore Alice Pianura. Il primo caporal maggiore Alice Pianura, con orgoglio. Esattamente, con orgoglio. Allora, poi un giorno vi racconterò tutti i gradi, vi faccio i disegnini, sono qua da stamattina, forse qualcosa inizio a distinguere. Alice Pianura, che sono ormai 10 anni che sei nell'esercito. 9. E più o meno coincide con... cioè non era da tanto che le donne entravano nell'esercito, no? In realtà era da un po' che le donne erano nell'esercito, erano già un 5-6 anni che erano nell'esercito, sì, c'era già una bella quota rosa, diciamo. Entrate, però insomma non era... Adesso sono già di più, adesso Molti sono già di 15 più. anni, no? Adesso ed è diventato normale, o quasi. No, è diventato normalissimo, perché noi donne siamo effettivamente alla pari degli uomini, facciamo le stesse cose degli uomini, viaggiamo di pari passo, quello che fa un ragazzo lo facciamo noi, e a volte riusciamo addirittura a essere qualcosa in più perché abbiamo quel brio in più. Adesso non si allarghi più. Parità vuol dire parità, non perché scusate. C'è un po' di orgoglio femminile. Sì, giusto che venga fuori, anche perché comunque è l'orgoglio di una vita, quella che adesso proviamo ad accennare, che non è stata insomma subito, immediatamente indirizzata verso il militare. Tu prima di entrare al militare a 20 anni avevi già un curriculum che per varietà di cose che hai fatto insomma riempie una vita normale, a volte anche 2. Ci vuoi raccontare qualcosa di cosa hai fatto prima di entrare nell'esercito? Ma io ho sempre vissuto in una famiglia che la mia famiglia mi ha sempre insegnato che quello che voglio, tra virgolette, lo devo ottenere con le mie forze, e quindi anche nelle cose più banali, tipo comprarmi la magliettina, il pantalone. Quindi io ho sempre iniziato dall'inizio, cioè da appena 18 anni, da appena era possibile, a lavorare, e le ho provate tutte. Ho provato commessa, non lo so, animatrice alle feste dei bambini, con i bambini, ho provato a fare la barista, la cameriera, tutte cose così, ma non sono tutto in 2 o 3 anni, no? Perché tu ti arruoli a 20 e tutte queste cose le hai fatte da 18 a 20, da 18 a 21 in realtà, dai. Dai 18 ai 21, ecco. E ti hanno lasciato qualcosa adesso? Ogni tanto pensi, cavoli, questa roba qui adesso l'ho imparata quando facevo la commessa, la faccio, ma anche solo un atteggiamento, la capacità, che ne so, di leggere un cliente, di in realtà bambini, insomma. Esatto. L'essere animatrice a volte mi aiuta perché mi ha dato quell'essere smart. Sì. Perché non avere comunque una barriera tra te e gli altri. Esatto, perché soprattutto con i bambini bisogna essere il più sincera, più onesta possibile, e bisogna non perdersi mai. Bisogna essere sempre sul pezzo, tra virgolette, si può dire. Sì, si può dire anche di peggio, Radio Padania, lì stai tranquillo. E quindi questa cosa mi ha insegnato a essere smart, perché questo è un lavoro in cui bisogna essere veloci, bisogna apprendere, avere i propri tempi giusti per apprendere. Certamente tanto c'è sempre dall'inizio chi ti segue e chi ti insegna quello che stai facendo, perché nessuno nasce imparato. Sì. E quindi... Però questa cosa mi ha fatto apprendere più velocemente, almeno per me. Diciamo. Quindi, lavorare, scegliere tante cose, poi a un certo punto ti iscrivi all'università, però già guardavi all'esercito quando ti sei iscritta all'università. Sì, perché io ho fatto una scelta, la mia, dell'università per il futuro, per entrare poi comunque nelle forze armate, perché mi era presa questa cosa che volevo laurearmi per poi entrare come laureata nelle forze armate.
Poi un percorso anche interessante, volevi fare la psicologa nelle forze armate. Esatto. Allora, Esatto, perché c'è anche questa possibilità per chiunque di entrare da professionisti, no? Esatto, già da professionisti, già da persone laureate, e sì, sono dei concorsi a nomina diretta, e quindi niente, volevo fare questa cosa, però quello che ho capito è che io devo fare quello che effettivamente mi piace, quello che effettivamente mi stimola, Sì. e questa cosa non mi stimolava, non trovavo La motivazione. Esatto, anche quello stesso brio che avevo con Quando i lavoravi, bambini, sì. non la trovavo nello studiare quelle particolari materie, e quindi mi sono resa conto che forse sì, la divisa era il mio futuro, ma non in quel modo. E quindi Cosa ti aveva deluso? Cioè, psicologia dovrebbe essere una cosa bellissima come titolo, no? Dice, psicologia, come funziona la testa, è interessantissimo. Ma sì, è interessantissimo. Attaccandosi invece al percorso di studi, che cosa ti aveva deluso? Cioè, c'era troppa teoria, non lo so, c'era troppe materie che non c'entravano niente. No, è stato proprio... Io l'ho sempre studiata perché ho fatto il liceo socio-psicopedagogico, quindi è una materia che ho sempre studiato e che ho sempre trovato molto interessante. Però non è... Forse io voglio fare di più. Sì. Cioè, proprio il fare, il materiale che mi mancava, l'essere più materiale. Sì. E quindi mi ero resa conto che effettivamente c'era poco fare e tanto pensare. Sì, troppo. Tanto che Per i non tuoi era da me. gusti, Non esatto. era da me. E quindi una persona normale a questo punto, non lo so, si iscriverebbe all'ISEF, tu invece ti arruoli nel corpo degli alpini. Sì, esatto. Esatto. Benvenuti nel mondo del... Decido di primo fare caporale. l'alpino. Esatto. Decido di fare l'alpino. Sì, a casa come l'hanno presa? A casa l'hanno presa benissimo, perché comunque la famiglia di base c'è, Sì. è quella, c'è la divisa, Dicevi che... mio papà porta la divisa, divisa. e mia madre, che purtroppo per lei ha sempre voluto fare la poliziotta, non poteva farla perché ai suoi tempi, non diciamo si poteva. così, non si poteva, anche se mia madre è giovanissima in realtà. Sì, però non si poteva, in effetti. A quei tempi non si poteva, e quindi mi hanno sempre inculcato questa passione del... Poi vabbè... È un caso strano, perché di solito nell'immaginario comune, no? Uno immagina la figlia unica? No, c'è un fratello. C'è un fratello maggiore. Vabbè, a maggior ragione l'unica figlia femmina. Nell'immaginario uno si immagina, adesso la figlia femmina arriva a cena e dice, sapete, io mi arruolo negli alpini. Già è un po' fuori dall'immaginario questa cosa. In più uno immagina una reazione che questi dicono, no, oddio. E invece il contrario. No, anzi, mia madre mi ha scaricato quando io feci domanda nel 2010 feci domanda. Mia madre mi stampò la domanda, perché allora si faceva ancora cartacea, mi stampò la domanda e mio padre mi ha accompagnata al centro documentale di Milano per consegnare la domanda, quindi proprio Assolutamente dalla sua parte. convintissimi. Il fratello cosa dice? Mio fratello invece ha scelto un'altra carriera, lui si è laureato, fa un altro tipo di lavoro, ma mio fratello è molto orgoglioso, diciamo, di questa cosa, anzi, a volte se ne vanta addirittura di avere la sorella alpina. Ho la sorella alpina, sì. Allora, anche tu sei un'artigliera, ne abbiamo già sentito un altro prima, ma la tua giornata e il tuo modo di vivere il mestiere del militare è sensibilmente diverso, dicevi, rispetto a chi si occupa di logistica. Quindi la domanda è la stessa che ho fatto prima, ma la risposta, sentirete, è molto diversa. Tralasciamo cosa succede prima dell'alzabandiera, arriviamo a un giorno qualunque, finisce l'alzabandiera, il tenente Conti va a occuparsi della logistica e il primo caporal maggiore Pianura cosa fa? Io invece... Giornata tipo, inventa tu, scegli tu una tua giornata. Insomma. Vabbè, io principalmente, essendo appunto più operativa, la questione mia, tra virgolette, è più addestramento, quindi può essere la mattina educazione fisica. E cosa fate? Perché poi per voi è normale, no? Sì. Educazione fisica, però le parole, sai, uno si ricorda la scuola, educazione fisica, io ho immaginato pallamano. che facevate pallamano. Fate Sì. pallamano? No, cosa fate? No, abbiamo la corsa, poi noi
annualmente abbiamo delle prove di efficienza fisica perché dobbiamo mantenere dei requisiti operativi fisici. Quindi al Salvandiera si va a fare una corsa le flessioni, gli addominali, il salto in alto, sono cose che comunque noi facciamo random. E tra l'altro per poter fare il lavoro dell'artigliere ci vuole un certo fisico, perché le granate pesano, i pezzi di artiglieria pesano e quindi cioè, ci vuole una certa prestanza. Quindi la corsetta piuttosto che anche la palestra. Far palestra. E lì è normale, fate palestra come tutti. Esattamente. E facciamo, è passato un paio d'ore. Sono passate un paio d'ore e poi 10. Si può fare... Esatto, noi facciamo anche i corsi di MCM, che è metodo di combattimento militare, quindi una specie, vogliamo dire, una specie di autodifesa per noi militari, soprattutto perché noi operiamo, come ci vedono in giro, in concorso alle forze di polizia e a strade sicure, quindi facciamo anche questo tipo di attività. E poi abbiamo anche delle lezioni, appunto anche per questo tipo di attività di strade sicure, piuttosto che abbiamo lezioni tipiche della nostra specialità, quindi lezioni sui nostri pezzi di artiglieria, cioè sulle nostre armi. No? Quindi una giornata in cui ci si prepara, può essere una giornata tipo quella in cui ci si prepara, come in questo caso, e poi andiamo invece all'altra giornata tipo, quella che tutti vediamo a volte nelle grandi città, ossia c'è il consolato francese e ci sono fuori questi 2 soldati che fanno parte, se state passando distrattamente, dell'arredo urbano, perché sono lì tranquilli in piedi, però dentro, la notizia che cerchiamo di dare oggi è questa, che dentro quelle divise ci sono delle persone e quindi ti capita di fare strade sicure. Certo. Ecco, raccontaci qualche esperienza di strade sicure, cioè anche quelle, capito, che ti possono sembrare più banali, perché la cosa più interessante è proprio sapere come si fa a star lì 10, quanto è difficile star lì 10 ore, 8 ore, 4 ore, quanto ci state sotto il sole davanti al consolato francese? Beh, ma noi siamo addestrati a fare questo. A stare in piedi. Stare in piedi, a pattugliare con il GAP e l'arma, e il giubbotto antiproiettile e l'arma. Sono appunto tutte le attività che noi facciamo in caserma, è tutta di preparazione a queste giornate, a quello che poi effettivamente la gente vede in giro, vede il soldato pattugliare qua in Piazza Castello, perché adesso sono anche qua in Piazza Castello, oppure fermi davanti al consolato. Noi facciamo tutto questo procedimento, dietro ci sono lezioni appunto di autodifesa, di educazione fisica, c'è yoga, perché alla fine stare lì in piedi il 13 d'agosto davanti al consolato francese devi riuscire a raggiungere uno stato di coscienza. Impariamo anche a non sudare. Oppure non so, sudate in maniera strana, perché che cosa si pensa 4 ore lì? Se magari non ti è capitato neanche il collega più simpatico, cosa che può succedere, oppure se si sono esauriti gli argomenti col collega. Beh, ma non è che... So che non parlate mai durante Strade Sicure, è una maldicenza che gira e che io so che è giusto smentire. No, noi non è che non parliamo, ovviamente ci deve essere il giusto rapporto, perché si viaggia in coppia e noi dobbiamo stare sempre attenti a quello che succede intorno a noi, è per quello che noi siamo lì. Noi siamo in supporto alle forze di polizia, ma siamo anche in supporto alla popolazione. Quindi qualsiasi cosa succeda nel nostro raggio di azione, tra virgolette, se possiamo definirlo così, io devo trovare una manforte nel mio coppio, nel mio collega. Coppio, come ci ha spiegato prima. Esatto. Quindi in realtà il tempo passa. Il tempo passa perché comunque poi c'è gente, si vedi le persone, stai attento a quello che ti sta succedendo intorno. Il tempo passa. Sì, è l'ultimo dei problemi, perché io invece vedendo vi dico Madonna, ma come fanno? Invece no, è l'ultimo dei problemi. Sì, no, quello magari visto da fuori sembra chissà che cosa, invece per noi poi vabbè uno ci fa l'abitudine barra. Sì, barra poi diventa quello. Ecco, ma è una anche delle situazioni in cui le persone arrivano e parlano. Cioè c'è un contatto con la popolazione. Sì. Vedo che questo è normale ed probabilmente fa parte anche delle finalità ulteriori, no? di questa missione, se non delle finalità, degli effetti buoni di questa missione. I militari escono dalle caserme e le persone ci possono dire buongiorno, andare
a chiacchierare. Ecco, non so se ti capita mai di avere una chiacchierata con le persone che passano, cosa vi chiedono, se vi chiedono qualcosa, insomma. Che contatto hai con la città? No, ovviamente le persone sono curiose. Tante Tipo me, persone. fai con il mio mestiere, è normale che sono curioso. Tante persone sono curiosi di sapere perché siamo lì e cosa stiamo facendo. E noi cerchiamo comunque di tranquillizzare le persone, perché noi siamo lì, sì, siamo in concorso alle forze di polizia, ma noi siamo lì perché dobbiamo dare una mano, dobbiamo essere presenti, dobbiamo far vedere che le persone possono contare su di noi. E questo insomma è uno degli effetti di Strade Sicure. Non volevo entrare nello specifico di Strade Sicure perché non è mia competenza. Beh, però ti è successo di farlo, quindi ti hai portato la tua esperienza. Sì. Questa parte in cui diciamo di Strade Sicure la vuoi togliere dopo? No, teniamola, è bella. Ok, no, era solo che io sono molto vaga, cioè ti dico le mie esperienze, però non voglio entrare nello specifico. Ma è quella che mi interessa a me, la tua esperienza, non lo specifico operativo. No, perché sai, le cose specifiche poi non vorrei mai... Ma le cose specifiche, posso dire, interessano anche poco il pubblico, peraltro, perché al pubblico poi interessa capire davvero cosa pensate quando siete lì 4 ore, perché poi chi mette dove, chi mette chi lo decidono i comandi secondo altre faccende. Un altro tema dove tu sei molto impegnata, mi dicevi, era la parte dell'Associazione Nazionale Alpini, Protezione Civile. Esatto. Ecco, come funziona che tu sei militare, ma parte della tua attività si svolge anche a supporto, penso, no? Di queste realtà. Spiegaci questa cosa, che è molto interessante sull'aspetto duale, no? Che esatto, perché tra l'altro anche è da un po' di tempo a questa parte, visto i recenti avvenimenti, le recenti disgrazie che sono state, l'uso della protezione civile, l'Associazione Nazionale Alpini in questo caso, e i militari in concorso insieme, abbiamo visto che sono anche una grande risorsa. Sì, funziona bene. Esatto, funziona bene. La mia scelta di essere anche un volontario della protezione civile dell'Associazione Nazionale Alpini, precisamente dell'unità cinofila, è dovuta a una passione mia per quanto riguarda la cinofilia, per quanto riguarda la mia scelta dell'unità cinofila. Questa è una cosa del tutto personale, ma anche del tutto personale per quanto riguarda farne parte, è perché io è lo stesso discorso del voler fare, voler aiutare. Cioè io ho sempre detto voglio esserci, voglio che la gente possa contare su di me e voglio, cioè più che altro so di poter contare sulle miliardi di persone che fanno questo mestiere, sia dal punto di vista militare, quindi sui miei colleghi, sia dal punto di vista della protezione civile. So di poter contare su di loro nel qual caso dovesse mai succedere qualcosa, e voglio che gli altri possano contare su di me. Quello che mi sembra un po' una sintesi fin qui di quello che sto portando via da questa giornata è una necessità di prevedere l'esercito. Cioè, l'esercito prevede il caso peggiore e addestra a affrontare i casi peggiori, che poi forse in carriera non succederanno mai, ma se succedesse tu hai uno schema mentale di riferimento. La seconda cosa che mi sta colpendo è quella del coppio che hai toccato anche tu, cioè il fatto che tu ci devi essere per l'altro e l'altro deve esserci per te. Quindi va bene anche essere una situazione più o meno informale, i codici più o meno rigidi, però l'importante è quello, che ci sia questo spirito di corpo. E alla fine quest'ultima cosa che mi dici tu è una sorta di amplificazione, no? Dello spirito di corpo, cioè lo spirito di corpo che si attacca alla società. Certo. E quindi alla protezione civile. Certo, sì. Io penso che sia proprio tutto lì, cioè fa bene, ma non fa bene solo agli altri, fa bene proprio a se stessi. Cioè io mi sento bene quando faccio queste cose. Quali cose proprio? Se tu mi devi far immaginare una cosa che stai facendo e mentre la fai ti senti bene. Ma anche solo quando mi dicono devi andare a fare, mi è successo di stare 4 mesi all'estero, 6 mesi all'estero, e devi andare lì. E so che scusa, perché così lo immaginiamo anche noi da casa, perché per noi è difficile immaginare la concretezza della vostra vita. Ok, dipende dal tuo incarico, ovviamente, però a me è capitato di poter avere l'opportunità di poter fare questa attività all'estero,
magari sono andata lì con un incarico che si è ampliato nel mio essere lì, perché magari io sono lì, non lo so, ipoteticamente per fare delle guardie alla base, però mi è successo di poter esserci, di poter fare delle attività per la popolazione locale, giusto perché noi siamo lì anche per quello. Quindi le classiche attività della... ci siamo capiti perfettamente. Cioè io sono lì per un dispositivo con dei compiti, eccetera. Esatto. Però se si apre la possibilità di poter fare per la popolazione locale, allora... bisogna avere un atteggiamento estroverso. Esatto. Ma cioè, non è l'impiegato pubblico che dice io ho finito il mio orario, ho timbrato i miei fogli, arrivederci, ci vediamo domani, timbro il cartellino. È questo il punto, no? Esatto, noi dobbiamo esserci a 360 gradi. Ma nello stesso modo il mio incarico non si limita solo all'artiglieria, si limita, va a 360 gradi. Io sono un artigliere, faccio il mio lavoro e so fare il mio lavoro da quel punto di vista, però io posso saper fare tante cose, posso poter portare un sorriso a un bambino del Centro Africa che con una mia maglietta che non uso, per lui è il mondo. Così come essere in addestramento con la protezione civile e magari è un aneddoto carino perché è successo recentemente, stavamo facendo addestramento con la protezione civile, è venuta cinofila ovviamente, è venuta una mamma chiedendoci una mano perché il bambino aveva paura dei cani, aveva il terrore dei cani. Ed è successo proprio a me nello specifico di poter aiutare insieme al mio cane questo bambino, e sono bastati magari due giorni intensi, magari per lui per me magari ho occupato un'ora del mio tempo, per lui è stato un giorno intenso perché magari per lui un'ora in quella situazione è stato proprio la maggior parte della sua giornata. Vedere un bambino che è arrivato piangendo perché stava vedendo un cane e aveva il terrore del cane, vederlo sorridere mentre gli lanciava la pallina, che può essere una stupidata certo, un gesto piccolo, no? Esatto, però fa benissimo, cioè ti fa proprio... Sono quei momenti che dici, ecco, sono quei momenti in cui io dico, è questo che voglio. Senti Alice, allora per chiudere ti chiedo questa domanda che ho fatto un po' a tutti. Un augurio per te e per l'Italia. Cosa ti auguri per te e per l'Italia? Per me, io mi auguro solo di continuare così, di continuare su questa strada e di potermi migliorare. E per l'Italia io, più che un augurio, vorrei non invitare, però vorrei che tanti ragazzi giovani come me si facciano avanti per queste cose, perché fa bene. In generale si facciano avanti, no? Mi è sembrato di cogliere una percezione come se ci fosse una generazione che è un po' nel guscio. Dice, ma vediamo, più che non nel guscio, però forse magari c'è poco questo sentimento nei giovani, questa cosa del aprirsi agli altri, forse siamo un po' troppo chiusi. E sì, effettivamente forse c'è un po' una cupola su di noi, nel senso che restiamo più nel nostro. Invece se riuscissimo a dare un'unghia del nostro, come ho detto, un'ora del nostro tempo, possiamo fare veramente tanto. Che poi c'è quel grande paradosso, no? Che più dai più ricevi. Esatto. Che uno dice, non dovrebbe essere così, invece è così. Esatto, no, è proprio così. Va bene, artigliere, la lascio tornare ai pezzi di artiglieria, grazie mille per questa chiacchierata. Grazie a te. Sì. Chissà se avete seguito il mio consiglio, se avete sentito parola per parola di queste testimonianze. Qualcuno di voi sicuramente sì, qualcun altro magari se le è perse, ma potrà recuperarle sicuramente nei nostri archivi, nel nostro modo di farvi risentire le cose. Come concludere questa nostra piccola, senza pretese inchiesta?
Forse partendo dal dato umano, ossia che il militare non è una persona che vive in un altro mondo, su un altro pianeta, non è un mondo nel mondo, è qualcuno che lavora, che semplicemente si sveglia tutte le mattine e a differenza di una giacca e di una cravatta si mette un'altra divisa, a differenza di una tuta da lavoro si mette un cappello con la piuma, e da questo punto di vista non c'è grande differenza con ognuno di noi. E dopodiché è un lavoro fatto di competenza, un lavoro fatto di addestramento, di previsione, e con forse 3 elementi che lo caratterizzano, e possono essere qualcosa in più, ma ovviamente integrabile anche da quello che state pensando voi, sono spunti. Forse il primo elemento è la capacità e l'addestramento a prevedere cosa potrebbe succedere, insomma farsi sempre trovare pronti dalle eventualità. Questo non vuol dire per forza uno schema rigido, anzi, nella previsione ci deve essere anche il giusto spazio per capire che cosa fare sul momento, qui e ora, e anche qui si capisce bene perché il vincolo dell'obbedienza, gli ordini che devono essere senza discussione immediatamente eseguiti, perché ci deve essere una capacità operativa di improvvisare, di capire che cosa fare all'interno di una cornice che viene prevista da un addestramento. E sempre in questo senso c'è quella che può sembrare la parte, diciamo così, un po' più apocalittica, ma che una delle interviste esce molto bene, lo scenario peggiore. Prepararsi allo scenario peggiore è forse un'altra delle chiavi che fanno la differenza tra una semplice organizzazione pubblica e un'organizzazione che invece sa di avere compiti molto forti e che sa anche che meno la si vede, meno interviene, meglio è, perché vuol dire che non ce n'è bisogno. Un secondo elemento che credo emerga da tutte queste storie che abbiamo sentito è il legame con una tradizione molto spesso familiare in alcune delle testimonianze, in altre una tradizione che, se vogliamo, è più culturale, l'attaccamento al territorio, alla montagna, alla naturalezza, con cui da campione di sci di fondo si può diventare poi istruttore di sci per le truppe alpine. Questo racconta un fiume più profondo rispetto alla burocrazia, ai simboli, alla retorica anche che a volte avvolge le forze armate. Vuol dire che però c'è una falda nella società, una falda vera, e che si trasmette da generazione a generazione. E poi infine la parte su cui Hollywood, se volete, ha speculato di più. Ogni volta che c'è una introspezione di un militare ci sono sempre elementi diversi rispetto alla vita normale, e questo certamente c'è. Un lavoro difficile perché molto spesso a certi livelli, in certe branche, non si può dire, semplicemente perché è un segreto da tenere. Dove si è esattamente, non si possono tenere, pensate in questa epoca di rapporti e contatti continui con i nostri cari, per mesi, per settimane, non si può comunicare dove si è e che cosa si sta facendo e se si stanno correndo dei rischi, e quando lo si può fare non si può entrare nel merito. Ecco, il dover mantenere all'interno della propria vita anche questi spazi di necessaria riservatezza, perché sono spazi che tutelano altre persone, tutelano le informazioni, che sono uno dei più importanti e preziosi tesori di chi opera in contesti così delicati. Ecco, poi il prezzo viene pagato, mi viene da dire anche a cuor contento, però, da coloro che quella divisa la vestono. Queste sono le 3 riflessioni che mi viene di fare. Ognuno di voi avrà le sue, insieme poi faranno quello che è una radio, sia pensieri che in qualche modo, e secondo gli imprevedibili meccanismi, si vanno a sedimentare nelle nostre coscienze, nella nostra mente, e che, questo è l'auspicio e l'augurio della nostra trasmissione, la prossima volta che vedrete un militare per strada, forse vedrete anche qualcosa di più di una divisa, qualcosa di più di un mezzo, qualcosa di più di un elemento di sicurezza, che pure c'è. Dal Marco Pinti è tutto, vi lascio in compagnia del palinsesto di Radio Padania. Avete ascoltato Rebelot.